Fra una mezz'oretta sarà tutto pronto, quindi aperto in tutte le botteghe medievali che abbiamo qua a disposizione nel nostro campo, circa 100 punti di botteghe medievali, di botteghe non solo di vendita ma anche di artigiani, di lavori che facevano nel Medioevo. Insomma, il campo fra mezz'ora sarà pronto pronto per accogliere tutti gli ospiti che possono venire. Ci sono già molti ragazzini delle scuole, come vedete, che stanno facendo il giro. Di là abbiamo le filande con tutte le mostre già aperte, quindi siamo pronti, ecco, siamo pronti. Ogni anno cambia qualcosa e ci sono delle novità. Certo, novità sono continue perché gli allestimenti li cambiamo, ne facciamo di nuovi. Là potete vedere la casa medievale, ecco, nelle vicinanze stiamo costruendo il tetto della casa medievale con un argano a ruota dove appunto veniva costruito come venivano costruite le case una volta nel Medioevo, i case, i palazzi, con questi argano a ruota che non è altro che una ruota tipo quella del criceto, dove due persone camminano dentro e alzano sui pesi sulla punta di queste gru, insomma. Ecco. Direi insomma che le cose non mancano. 5 e 6 novembre, Santa Lucia di Piave, comitato Antica Fiera come c'è sul giubbottino, e quindi è tutto pronto, andiamo. Sì, certo, siamo pronti e andiamo alla grande con tante anche idee e pensieri per il futuro, perché qui adesso, quando noi finiamo l'Antica Fiera, il giorno dopo si pensa già al nuovo titolo e ai nuovi allestimenti e alle nuove cose, ai nuovi spettacoli che faremo.